Un tratto maledetto quel pezzo di Brenta dove il fiume compie un piccolo salto e si incastra nella vegetazione, una spiaggetta molto frequentata ma di fatto pericolosa perché qui la corrente forte non lascia scampo. Lo sa bene anche il consigliere regionale Luciano Sandonà che una decina di anni fa salvò 4 operai stranieri che si erano gettati in acqua per trovare un po' di refrigerio, richiamandoli subito a riva. Sandonà ha trascorso la domenica pomeriggio seguendo le operazioni dei vigili del fuoco. Chi è del posto evita di entrare in acqua. Qui c'è il divieto di balneazione. Qua c'è una corrente che è fortissima, è spinta dal dislivello del fiume che crea delle buche, crea dei gorgogli, il Brenta si gira, torna indietro e questo a volte risucchia e porta giù le persone. Un divieto di balneazione che non basta. Un anno fa in questo punto un'altra persona è morta nonostante sapesse nuotare. La spiaggetta, dice Sandonà, dovrebbe essere chiusa. Occorre fare un qualcosa in più e vietare per esempio l'accesso a questa spiaggia che è diventata pericolosissima, perché questo è l'unico sistema, perché qui nei giorni scorsi c'erano centinaia di persone, poi ci sono i palloni, ci sono i materassini, i bambini giocano, è un attimo che un bambino gli venga voglia di entrare in acqua e questo è il problema. Sandonà ora chiede di dare a Stefan Chiristoiu un riconoscimento per il suo gesto di altruismo che gli è costato la vita. È un gesto di altruismo e di eroismo estremo e credo che dovrà essere in qualche modo ricordata questa persona.